Gentili laureandi e laureande, grazie per aver scelto uno dei titoli di prova finale che ho proposto io. Auspico che il percorso che faremo insieme sia di vostra soddisfazione, vi aiuti non solo a completare il percorso triennale, ma anche a sviluppare nuove skill che spero poi possano essere utili per il vostro futuro professionale. Io farò il possibile, ce la metterò tutta per fare in modo che tutto questo succeda e sono certo che anche voi saprete fare la vostra parte. La prova finale è un lavoro che vi permetterà di sperimentarvi nella ideazione e nella redazione di un elaborato scritto e redatto secondo criteri rigorosi. Il mio compito è supportarvi nella concezione dell'elaborato, dei contenuti dell'elaborato, nella scoperta di un metodo rigoroso per studiare, per elaborare quello che avete studiato e per trasformarlo in un documento scritto, e poi vi supporterò nella stesura del documento stesso. In questo video mi preme socializzare con voi alcune indicazioni generali sulla redazione della prova finale, altre più specifiche che vi permettano di cominciare con il piede giusto e di raggiungere l'obiettivo in tempi che voi considererete coerenti con i vostri obiettivi di sviluppo, di completamento del percorso triennale e delle eventuali altre scelte che farete al termine della triennale. Ecco allora alcuni suggerimenti pratici per impostare la prova finale. Le slide che userò avranno 4 colori diversi. Il filo conduttore del ragionamento è rappresentato dalle slide di colore rosso, il pantone del nostro Ateneo. Le slide blu sono miei commenti, le slide verdi contengono degli esempi da cui potete prendere spunto, mentre le slide con sfondo nero vengono utilizzate per tutti quei contenuti che non ricadono in nessuno dei 3 che ho appena indicato. Come affrontare l'esperienza della prova finale? Il mio suggerimento è che, e il mio auspicio, è che la redazione della prova finale sia per voi un'autentica, gioiosa fatica, un'esperienza che vi permetterà non solo di completare il percorso triennale, ma anche di sperimentare, permetterà a tutti e a tutte di sperimentare alcune skill. Per partire con il piede giusto è innanzitutto opportuno avere ben chiaro di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un elaborato che vi permetterà di maturare 4 crediti formativi universitari e che verrà valutato da una commissione composta da 3 persone, escluso il sottoscritto, quindi escluso il vostro supervisore, e questa commissione potrà attribuire alla vostra prova finale un punteggio che va da 1 a 5 punti, che si aggiunge al punteggio con il quale voi vi presentate per la chiusura della vostra carriera triennale. In più, e questo vale non solo per la prova finale, ma vale in generale per tutte le vostre scelte future, per partire col piede giusto è bene aver chiaro qual è il portafoglio di criteri che la Commissione, e per certi aspetti anche io mentre vi accompagno in questo percorso, dicevo il portafoglio di criteri che la Commissione utilizzerà per valutare la vostra prova finale. Ecco quali sono i criteri. 1. Il livello di approfondimento dell'analisi rispetto alla complessità dell'argomento, ma direi anche rispetto al fatto che siete studenti triennali. Non siete né studenti magistrali, né studenti di un percorso di dottorato, né studenti di un percorso master, e quindi il tipo di approfondimento che verrà valutato sarà un approfondimento appunto coerente con la fase del vostro ciclo di sviluppo formativo e con la complessità anche dell'argomento da
affrontare. Il secondo parametro è la capacità di argomentare. La prova finale non è un elaborato che sintetizza un riassunto, non viene misurata la capacità appunto di argomentare o di riassumere quello che hanno scritto gli altri, ma di utilizzare i concetti che avete appreso durante il triennio, i contenuti che avete studiato, mettere insieme questi elementi e argomentare, presentare delle appunto argomentazioni, dei ragionamenti compiuti che, terzo parametro, dovrebbero essere adeguatamente chiari dal punto di vista dell'esposizione e coerenti dal punto di vista dimensionale con lo spazio che avete a disposizione. Quindi l'elaborato della prova finale non è un documento particolarmente lungo dove si devono combinare la chiarezza espositiva ma anche la capacità di sintesi e quindi di andare direttamente al sodo, al dunque, argomentando in maniera adeguata e con i contenuti, come ho detto, sufficientemente approfonditi. Tutto ciò detto, andiamo alla struttura della prova finale. Il mio auspicio e la mia proposta è che ogni prova finale sia composta dalle seguenti parti. Avremo un abstract, un executive summary, che faremo rigorosamente alla fine. Poi tendenzialmente ci sono 3 capitoli e quindi la bibliografia. Ogni capitolo ha una struttura standard, si apre con una introduzione, quindi c'è lo sviluppo dei diversi paragrafi e quindi le conclusioni. Nell'introduzione si spiega la ragione per la quale ha senso il capitolo, si indica la struttura del capitolo, poi nei vari paragrafi si sviluppano i contenuti e nelle conclusioni si tirano le somme. Non vi chiederò di redigere il capitolo delle conclusioni per 2 ragioni. La prima ragione è perché avete già sintetizzato le conclusioni al termine di ogni capitolo e perché la descrizione del percorso che avete fatto e le conclusioni che avete ottenuto, avete raggiunto, saranno indicate nell'abstract o executive summary che, come vi ho detto poco fa, va fatto alla fine del lavoro, quindi a bocce ferme. Chiarito tutto ciò, la domanda spontanea che nasce è: ma come si comincia a lavorare alla prova finale? Ecco, si comincia non con l'indice. Perché non vi chiedo di redigere un indice e di presentarvi con un indice per iniziare il lavoro? Per 2 ragioni. La prima è perché voi avete scelto una proposta fatta da un o da una docente, nel caso specifico da me, non l'avete fatta voi. Ne consegue che è verosimile che il tema della prova finale sia per voi del tutto, o almeno in buona parte, nuovo. Se siamo in questa situazione, non ha molto senso chiedervi, e io non lo farò, chiedervi un indice. Se non dovete fare un indice, cosa dovete fare allora? Vi propongo di procedere in questo modo, seguendo un percorso a 5 step. Il primo step è che con tutte le persone che hanno avuto assegnata una delle prove finali proposte da me nello stesso periodo faremo un incontro collettivo. In questo incontro collettivo vi illustrerò alcune possibili linee di sviluppo di ciascuno degli argomenti che vi ho proposto. Il secondo step è che voi cominciate a studiare i materiali già disponibili a supporto della scelta della prova finale, qualche altro materiale che vi dirò probabilmente nell'incontro collettivo, e poi cominciate a cercare da soli, confrontandovi con me su richiesta, cioè su vostra richiesta, se avete qualche dubbio che un materiale, ad esempio, possa essere utile o meno per lo sviluppo. In ogni caso, lo step 2 è uno step prevalentemente autonomo.
dopo aver concluso lo step 2, trasformate quello che avete studiato, quello che avete letto, ciò di cui vi siete informati, in un documento di una pagina, mezza pagina, 3/4 di pagina, non di più, in cui in 5, 6, 10 righe mi dite per ciascun capitolo cosa volete affrontare, anche perché lo volete affrontare, avendo chiaro qual è il percorso che avete in mente di fare, e per ognuno dei capitoli mi indicate in modo ordinato quali sono le fonti, 1, 2, 3, non centinaia, le poche cose che avete letto, che avete addocchiato durante lo step 2. Mi inviate questo documento, dopodiché io lo leggo, fisso con ciascuno e ciascuna di voi un colloquio individuale, definiamo in maniera più precisa il percorso da compiere, vi suggerisco eventuali altre letture da fare e poi cominciate a lavorare. Chiusa questa parte, dovete cominciare appunto a scrivere l'elaborato. La domanda che vi fate, che vi state facendo, che vi farete è: ma quanto dobbiamo scrivere? Il quanto dovete scrivere è stabilito dalle regole del corso di laurea, sono regole tutte indicate nel sito del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, e quindi vi prego di andare a leggere con attenzione tutte le informazioni disponibili. Se queste informazioni non vi sono chiare, contattate il servizio tutorato del nostro Dipartimento. Eventualmente, ovviamente, potete contattare anche me, ma per cortesia contattatemi dopo aver letto i documenti presenti nel sito del Dipartimento, o perlomeno datemi l'impressione che li avete letti, che eventualmente non li avete capiti, e allora io vi supporto. Tendenzialmente non capita mai che una persona non capisca i documenti che ci sono nel sito del Dipartimento. Tutto ciò detto, avete 10.000 parole a disposizione, all inclusive, quindi incluso l'indice, che deve esserci dell'elaborato, ma si fa appunto alla fine, l'abstract, i capitoli e la bibliografia. Un annoso problema che si presenta ogni anno quando arrivano le nuove coorti di laureandi e laureande per la prova finale è inserire i riferimenti bibliografici quando si sviluppano le argomentazioni contenute nella prova finale. È evidente che questo argomento è annoso per me, perché ogni anno si ripresenta, ma è la prima volta che voi vi confrontate con un problema di questo tipo, ovvero con il problema, o se volete con l'opportunità, di salire sulle spalle dei giganti. E quindi di poter argomentare, sviluppare i vostri ragionamenti, approfondire, prendendo spunto da persone, studiosi e studiose, che prima di voi, e verosimilmente anche prima di me, e meglio di me, hanno sviluppato determinati argomenti. Bene, mentre scrivete, mentre argomentate, mentre sviluppate i capitoli, all'interno dei capitoli i paragrafi, vi viene richiesto di associare alle parti che riprendono in maniera evidente una definizione, un ragionamento, una sintesi che avete trovato all'interno di un documento che avete analizzato, ecco, vi viene richiesto di indicare la fonte da cui avete preso questi, avete preso nel senso che vi ha ispirato per redigere una determinata parte, componente, paragrafo o capitolo del vostro elaborato. Ricordate che le citazioni fatte a modo, naturalmente, danno valore al vostro lavoro, non lo riducono, perché segnalano che le vostre argomentazioni sono scientificamente fondate. E anche questo è il rigore metodologico di cui vi ho fatto cenno in apertura di questa conversazione, o se volete, di questa presentazione.
per passare dalla definizione dell'argomento alla sua applicazione, ecco una slide verde e quindi una slide con un esempio. Nella parte sinistra trovate una modalità di esprimersi che non va bene, che se dovessi leggere vi rimanderei indietro dicendo indicami le fonti da cui hai tratto certe argomentazioni. Perché vi dico questo? Perché se io leggo nella parte sinistra della slide il modello si basa su cicli di produzione ben definiti che mal si adattano ad un mercato dove il cliente cerca sempre più di modificare il bene a proprio piacimento in modo da raggiungere un quadro di personalizzazione tale da rispondere quasi perfettamente alle proprie esigenze. È evidente che questo non può essere farina del vostro sacco, anzi è auspicabile che sia così, tanto più che dite che si parte dicendo il modello si basa. Ebbene, quando si dice il modello si basa, alla fine della frase è opportuno indicare, è necessario più che opportuno indicare la fonte da cui avete colto, avete avuto l'intuito di andare a leggere e avete tratto delle indicazioni delle quali adesso in qualche modo vi appropriate e se volete rendete grazie agli autori o alle autrici citandole. La citazione va fatta tra parentesi, nome o nomi, la virgola, l'anno a cui si riferisce l'articolo e si chiude la parentesi. In questo caso ho messo il grassetto solo perché sia evidente dove avevo fatto la variazione, ma nel corpo del testo, nel vostro elaborato non deve essere messo in grassetto. Sempre nel corso della elaborazione del documento vi potrà capitare di dover inserire tabelle e grafici. Allora qui due suggerimenti che vi dico, vi socializzo e che auspico tema sul quale auspico di non doverci più tornare. Le tabelle e i grafici devono essere numerati, devono avere un titolo. Se la tabella o il grafico è tratta integralmente o almeno in parte da qualche fonte, va indicata la fonte e nel corpo del testo, cioè mentre scrivete, se il passaggio che state scrivendo trova specificazione nella tabella o nel grafico, a un certo punto o scrivete come indicato nella tabella X, X numero, nella tabella 5, nella tabella 8, nel grafico 2, nella figura 12, in modo tale che quando si legge una persona abbia immediatamente il riferimento tra la figura, la parte del testo in cui si colloca e la tabella o il grafico che poi troverà un po' prima o un po' dopo nella lettura del documento. Mi raccomando, non scrivere come indicato nella figura seguente, nella tabella seguente, perché bisogna mettere i numeri. Quindi la tabella 1, la tabella 2, il grafico 5, il grafico 7, eccetera. Se durante la stesura dell'elaborato avete puntellato le vostre argomentazioni con adeguate citazioni bibliografiche, alla fine del documento, come abbiamo già detto in apertura, dobbiamo fare la bibliografia. Ecco, la bibliografia nei limiti del possibile, senza esagerare, senza spaccare il cappello in 5, dovrebbe evitare di mescolare libri e articoli scientifici, ad esempio da report di ricerca, da articoli tratti in un quotidiano, da leggi, da normative o da altre fonti, ad esempio che si trovano nei siti di aziende o di istituti di ricerca. Allora il mio suggerimento è, per evitare questa tra virgolette, confusione, di articolare la bibliografia, ad esempio, da un lato i libri di articoli scientifici, dall'altro report di ricerca, fonti giornalistiche, dall'altro ancora siti aziendali, di istituzioni, di università, di quello che
di quello che avete fatto. Questa tripartizione non è basata sull'idea che bisogna specificare in maniera analitica la fonte, ma l'idea è che mettere vicini nello stesso insieme di fonti l'editoriale del professor Gubitta, che sono io, sul Corriere del Veneto o sul Corriere Imprese, con un articolo di Oliver Williamson, che ha vinto, by the way, anche un premio Nobel, non è un bel vedere. Non è un bel vedere e potrebbe far venire il dubbio che voi non avete chiara la differenza tra un editoriale, per quanto ben scritto, ma limitato, che ha vita breve, e un'opera che ha cambiato il corso della storia, del pensiero organizzativo, del pensiero economico o della società. Quindi anche in questo caso la tripartizione non è velleitaria, ma risponde ad un'esigenza di chiarezza, di rigore, ed è, lasciatemelo dire, a vostra tutela. Cioè segnala che voi avete capito la differenza, e questo la Commissione, ma anche io stesso, sapremo apprezzarlo. In questa slide vedete un esempio di una bibliografia inserita alla fine dell'elaborato, con la separazione appunto tra la letteratura scientifica, magazine, altre fonti. Nel caso specifico questa prova finale era stata elaborata in lingua inglese, ma non è obbligatorio, ciascuno poi potrà decidere se elaborarla in inglese piuttosto che in italiano. Dalla struttura passiamo a qualche consiglio pratico. Il mio suggerimento è che scriviate la bibliografia giorno per giorno, man mano che trovate un documento, un articolo, un libro, qualsiasi cosa che vi è utile per la vostra prova finale e che pensate di citare. Vi consiglio di inserirlo in un file a sé stante insieme a tutti gli altri, e seguendo un approccio standardizzato su come indicare, su come descrivere ogni documento, in maniera tale da avere il lavoro già fatto per la chiusura della vostra prova finale. Vi darò a ciascuno e a ciascuna di voi alcuni esempi e un documento dedicato che vi dice in maniera, secondo me, semplice e easy to do, come fare per non perdere tempo a dover sistemare la bibliografia al termine del vostro percorso. Prima di chiudere su questo argomento, una nota che può apparire superflua, ma non lo è: la bibliografia va messa in ordine alfabetico. Sembra una ovvietà, ma non lo è, perché ancora oggi capita di ricevere dei documenti, degli elaborati finali, dove la bibliografia è messa in ordine sparso. In ordine sparso non ci deve essere nulla, men che meno la bibliografia. La prova finale deve essere farina del vostro sacco, e se non è pienamente farina del vostro sacco, come abbiamo detto, come vi ho detto, se avete preso spunto da altri autori o autrici, ed è auspicabile che l'abbiate fatto, è opportuno citare in maniera adeguata le fonti. Perché questo è importante? Perché prima di essere ammessi alla discussione della prova finale, il docente, nel caso specifico io, usando un software che il nostro Ateneo ci mette a disposizione, farò la verifica del livello antiplagio. I limiti dell'antiplagio, del controllo antiplagio, i limiti oltre i quali la prova non è ammissibile alla discussione finale, sono indicati nel sito del Dipartimento, e vi suggerisco di controllare questi limiti. Il controllo antiplagio viene fatto appunto con un software automatico, e questo è un esempio di un caso di uno studente, nel caso specifico, che aveva
un tasso di plagio pari al 4%, quindi abbondantemente sotto il limite consentito. Una volta che io ho fatto questa verifica, il lavoro è stato finito, naturalmente voi potrete discutere, potrete essere ammessi alla discussione della prova finale. Ecco, vi segnalo anche un altro elemento. Io tendenzialmente, dopo aver ricevuto il primo o secondo capitolo, faccio questa verifica in itinere per darvi già un quadro generale del livello di antiplagio, perché in alcuni casi è già capitato e ci sono state delle persone che il primo capitolo, insomma, il primo e il secondo capitolo risultava copiato al 40, 50, 60% e la ragione era perché non aveva capito questa persona che non bisogna fare il riassunto. Non bisogna prendere pezzi integralmente e metterli dentro il documento facendo una collezione di pezzi di altri, ma è necessario, come vi ho detto in apertura, argomentare, trasformare le idee degli altri in un discorso che in qualche modo ci appartiene. Poi è evidente che ci possono essere delle citazioni precise che vanno messe tra virgolette, che il sistema antiplagio in maniera abbastanza precisa riconosce ed esclude ovviamente dal calcolo del plagio. Spero che su questo tema, sul tema dell'antiplagio, la spiegazione sia sufficientemente chiara e ammesso che non lo sia, tenete sempre a mente che copiare non vale. Copiare non vale quando si fanno gli esami e non vale nemmeno quando si redige un elaborato che deve essere farina prevalentemente del vostro sacco. Se non è del vostro sacco, avete citato dal sacco, il sacco da cui avete preso delle idee, le avete elaborate, amalgamate con le vostre idee, con le vostre argomentazioni, con tutto quello che avete studiato, e se fate questo il livello di antiplagio sarà sicuramente sotto la soglia oltre la quale appunto non si viene ammessi. Immaginiamo ora di essere alla fine, di aver completato la prova finale, abbiamo sistemato la bibliografia, io vi avrò dato un feedback sui capitoli, voi avete elaborato, avete scritto l'introduzione o executive summary della prova finale, che è la parte di qualche pagina che apre il documento, ma che si fa alla fine, in cui descrivete più o meno il problema che avete affrontato, come lo avete affrontato, quindi un po' cosa avete scritto nel primo, nel secondo, nel terzo capitolo, e poi tirate delle somme complessive in cui dite, alla luce di tutto quello che ho fatto, possiamo dire A, B, C. Una volta fatto questo, che io l'avrò approvato, che avremo fatto tutte le procedure amministrative necessarie, sarete chiamati a presentare la prova finale. Per chiudere questa presentazione, questa illustrazione del come lavoreremo, non posso non toccare un tema a me molto caro, che è il valore dell'estetica. Ecco, tutto quello che vi ho detto, l'enfasi con la quale ho sottolineato alcuni aspetti di forma, ecco, vi chiedo la cortesia di non considerare questa enfasi come un puro formalismo, come espressione di una persona, me nel caso specifico, che è più attento alla forma che alla sostanza. Non è così. E vi suggerisco anche non di diffidare, ma di prendere con cautela eventuali suggerimenti invece collegati o indirizzati a considerare di secondo piano o addirittura una perdita di tempo la cura estetica del documento che siete chiamati a redigere, nel caso specifico appunto l'elaborato di prova finale. Ecco, per non convincervi, ma per farvi capire perché io penso invece che un documento non debba essere soltanto ben scritto, rigoroso, approfondito, chiaro, ben argomentato, ma debba essere anche bello, bello da vedere, perché la bellezza, la cura estetica rende la lettura più semplice
a chi prende il documento, e con alcune accortezze rende anche più intuitiva la comprensione, perché ad esempio aiuta a mettere l'occhio o a prestare attenzione ad alcuni aspetti piuttosto che ad altri. Questa impressione non è un'impressione che è figlia semplicemente di come la penso io, ma ci sono studi nel campo dell'organizzazione aziendale. L'estetica è una variabile chiave di progettazione dei luoghi di lavoro, degli spazi di lavoro e così via. Allora, per convincervi di questo vi porto qualche esempio. Se l'elemento estetico fosse soltanto fuffa, fosse del tutto inutile, fosse solo un formalismo fine a se stesso, non si capirebbe perché un architetto del calibro di Massimiliano Fuksas sia stato ingaggiato dalla Grappa Nardini di Bassano del Grappa per disegnare le ormai iconiche e famosissime bolle di Fuksas, che si trovano in Veneto presso la sede dell'azienda e che hanno una valenza simbolica oltre che estetica molto rilevante, che traduce il modo di fare impresa e l'intima essenza dell'azienda, ma contemporaneamente rende quell'ambiente di lavoro più gradevole, più bello, e anche mette le persone nelle condizioni di poter performare di più. Un altro esempio è il nuovo layout della redazione del quotidiano torinese La Stampa, che vedete rappresentata in questa slide, e che si ispira alla navicella di Star Trek. Ecco, allora, l'esempio delle bolle di Fuksas nella sede della Grappa Nardini, l'esempio della sede della direzione del quotidiano torinese La Stampa, sono due esempi che ci dicono che un luogo di lavoro bello rispetto a un luogo di lavoro brutto può permettere alle stesse persone ugualmente skillate di vivere meglio o peggio l'esperienza professionale e di performare un po' meglio piuttosto che un po' peggio, proprio per effetto del contesto in cui sono inserite. È la stessa sensazione che provo io nel momento in cui vedo un documento con un ottimo contenuto, ma con una qualità estetica al di sotto del minimo accettabile. Per cui vi chiedo la cortesia di prestare questa attenzione, di credermi. Ma se non volete credere a me, potete, come trovate scritto in questa slide, se non volete credere a me, andatelo a dire ad Albert, o andatelo a chiedere ad Albert e Albert Einstein quale sia l'importanza della cura estetica per dare più valore a dei contenuti buoni, ottimi, eccellenti o stellari. In questo libro di Pietro Greco, Marmo pregiato e legno scadente, che comprai soltanto dopo aver letto il titolo e aver visto la faccia di Einstein, quindi non avevo idea di cosa ci fosse in questo libro, ma appena lessi il titolo lo comprai d'impulso. In una delle prime pagine del libro c'è scritta questa frase, in una nota: non si infastidisca il lettore per il ripetuto uso dell'aggettivo elegante nelle pagine che seguono. I fisici, soprattutto quelli che sentono la seduzione ionica, pensano che l'eleganza sia una caratteristica significativa di una teoria buona, anzi di una teoria vera. Allora io non ho idea di cosa siano e chi siano i fisici che sentono la seduzione ionica, ma penso che questi fisici, che questa comunità scientifica abbia ragione nel dire che non basta avere dei contenuti adeguati, ma vanno anche ben rappresentati. Se si rappresentano in maniera elegante,
non si fa nessuna fatica tendenzialmente e si agevola la comprensione e anche la soddisfazione, il piacere estetico di chi lo legge. Per cui vi chiedo la cortesia di seguire queste indicazioni facendo leva sulla vostra creatività ed eventualmente chiedendomi qualche consiglio. Mi sembra di avervi detto tutto quello che dovevo dirvi e vi ringrazio in anticipo per il tempo che dedicherete ad ascoltarmi e vi aggiungo che a ciascuno e a ciascuna di voi verrà inviato un file zippato, una sorta di kit che contiene tutti gli strumenti per l'uso e questi strumenti sono fondamentalmente alcuni esempi. Esempi di struttura, di prova finale ben fatta, in modo tale che abbiate un esempio concreto su cui ispirarvi, esempi di bibliografie fatte, potremmo dire, con i piedi e altre invece fatte bene, esempi di prove finali che hanno ottenuto dei risultati molto elevati e altre che invece hanno ottenuto dei risultati un po' meno elevati, rigorosamente senza mettere i nomi delle persone e trovando delle modalità anche per rendere irriconoscibile l'autore o l'autrice. Insomma, vi metterò a disposizione una serie di strumenti pratici che rendano, come ho detto in apertura, l'esperienza della prova finale del lavoro che faremo insieme, un'esperienza gioiosa che vi permetterà di sviluppare delle skill utili non solo per laurearvi, ma anche per intraprendere un soddisfacente percorso di carriera professionale, qualsiasi esso sia. Buon lavoro a tutti e a tutte.